Nell'Angelus della prima domenica di Avvento Papa Francesco spiega come vivere questo tempo liturgico che ci prepara al Natale, e cioè all'accoglienza di Gesù, ma che risveglia in noi anche l'attesa del ritorno glorioso di Cristo e invita ciascuno di noi a prepararci all'incontro finale con Lui, con scelte coerenti e coraggiose. In queste 4 settimane siamo chiamati a uscire da un modo di vivere rassegnato e abitudinario ed uscire alimentando speranze, alimentando sogni per un futuro nuovo. Gesù nel brano odierno del Vangelo ci dice: state attenti e ancora vegliate in ogni momento, pregando. Il sonno interiore nasce dal girare sempre attorno a noi stessi e dal restare bloccati nel chiuso della propria vita con i suoi problemi, le sue gioie, i suoi dolori, ma sempre girare intorno a noi stessi. E questo stanca, questo annoia, questo chiude la speranza. Nella prima lettura di questa domenica il profeta Geremia invita il popolo provato dall'esilio e che rischia di perdere la sua identità alla speranza. E il Papa osserva che anche noi rischiamo di mondanizzarci, di perdere la nostra identità, anzi di paganizzare lo stile cristiano. Poi il riferimento di Francesco a Maria, la madre di Gesù, che ci accompagna in modo particolare in tempo di Avvento. La Vergine Maria che ci porta a Gesù, donna dell'attesa e donna della preghiera, ci aiuti a rafforzare la nostra speranza nelle promesse del suo Figlio Gesù, per farci sperimentare che attraverso il travaglio della storia Dio resta sempre fedele e si serve anche degli errori umani per manifestare la sua misericordia.